Siamo tornati nei nostri studi, è il momento come di consueto per parlare di Lupe Basket, lo faremo stasera con il presidente del sodalizio giallo-nero Vittorio Giuriati. Buonasera Presidente. Buonasera a te. E ne parleremo con Gianni Pegorin, uno dei titolari della Pettenon Cosmetics, che con il brand Fanola sostiene la formazione di Serie A2, ma non solo. Buonasera. Buonasera a voi. E allora cominciamo subito con i risultati e la classifica per quanto riguarda la Serie A1, perché sono arrivate notizie purtroppo non positive per quanto riguarda la formazione maggiore delle Lupe. Andiamo a vedere la sconfitta, appunto 79-64 contro Ragusa, Costa Masnaga invece battuto 71-67 Empoli, Bologna, Palermo 57-46, vittoria per Schio su Sesto San Giovanni 69-64, Torino di misura su Battipaglia 77-75, Venezia, Lucca 88-72, vittoria casalinga per Vigarano su Broni 83-75. Andiamo a vedere adesso la classifica della Serie A1, poi la commenteremo con i nostri ospiti. Schio 18 punti, Ragusa e Venezia 16, Lucca e Fila San Martino a 14, a seguire il resto delle compagini di questa Serie A1, a chiudere il Battipaglia con 0 punti. Allora Presidente, 79-64 contro Ragusa, è arrivata questa sconfitta, che cosa è mancato per dare continuità invece ai risultati positivi che comunque hanno permesso fino a questo momento di mantenere le Lupe in alta classifica? Beh, intanto diciamo che il punteggio forse non rispecchia esattamente la partita, perché 15 punti di scarto non c'erano assolutamente. Se pensiamo che a 4 minuti dal termine eravamo a -4, la dice lunga su come è stata la partita. È mancata quel guizzo, a un certo punto noi stavamo rimontando, l'inerzia era tutta dalla parte nostra, è mancata quel qualcosa in più per poterle riprendere. Niente di clamoroso, niente di, come dire, da preoccuparsi, però insomma sta di fatto che affrontavamo una squadra in salute, una delle big del campionato, per cui insomma una prestazione così insomma ci può anche stare. Tutto sommato abbiamo sempre giocato, abbiamo sempre detto la nostra, consideriamo anche che avevamo una rotazione in manco perché Pasa aveva subito l'infortunio al naso, quindi anche lei insomma, ha penalizzato la prestazione, per cui insomma, va bene così. Ecco. Non sono mancate invece le soddisfazioni per quanto riguarda la Serie A2, qui vado da Gianni Pegorin. Allora, questo Fanola che continua a sorprendere, 59-53 contro la formazione di Albino. Che partita è stata? Lei era peraltro a vedere in prima persona la compagine giallonera, beh, una bella soddisfazione immagino. Sì, veramente è stata una soddisfazione grande. Sì, ero arrivato in partita che stavano vincendo, poi c'è stato il terzo quarto dove hanno sofferto e sono scesi in svantaggio, e poi c'è stata una grande rimonta che ha dato molta soddisfazione. Le ragazze, come abbiamo visto, sono in crescita, è una squadra giovane, non abbiamo per dire nessuna straniera, siamo gli unici in Italia della 2 che non ha straniere, ed è stata una prestazione appunto che è in crescita. Le ragazze all'inizio stentavano un po', andavano giù, avevano anche dei momenti dove si demotivavano, mentre ora, questo grazie al gruppo, grazie anche diciamo, al momento in cui giocano e si allenano insieme alla 1, è una grande scuola e come vediamo i risultati ci sono e le ragazze stanno crescendo molto bene. Ecco, la partnership con il vostro gruppo, il marchio Fanola, è sempre più vincente. Voi siete vicini a questa squadra da tempo. Quanto è importante la soddisfazione, ma anche il fatto di essere legati al territorio e di vedere un gruppo di atlete giovani così di grande qualità che anche in questo caso si è imposto in maniera importante in questo fine settimana? È da sempre che noi appoggiamo sia il territorio anche in altri ambiti, oltre all'ambito sportivo. Crediamo molto in questo perché per i giovani è importante fare gruppo, avere una formazione così importante anche grazie a tutta la dirigenza e al rapporto che c'è con tutta la struttura sportiva. Questo insomma da molti anni esiste a San Martino. Per cui noi siamo molto soddisfatti di questo e continueremo su questa strada e vogliamo
anche essere ad esempio per tante altre società, non solo a San Martino ma anche nel territorio. Presidente, l'importante di avere partner così vicini direi che è fondamentale per una realtà come quella delle Lupe che parte dalle giovani ma ambisce anche a palcoscenici importanti, lo scorso anno ad un passo dalla vittoria, quest'anno comunque ai piani alti della classifica. Ma sicuramente insomma, lo sport non lo scopro certo io, insomma, va avanti perché ci sono i sostenitori. Noi a San Martino abbiamo questa fortuna di avere insomma, Gianni e Federico Pegorin che con la loro Petenon Cosmetics sostengono gran parte del movimento delle Lupe Basket. Sono particolarmente contento e felice perché loro effettivamente gli sforzi che fanno lo fanno proprio indirizzato al mondo delle giovani. Se pensiamo che la 2 ogni anno parte con gli sfavori del pronostico perché siamo una squadra giovane, perché non abbiamo la straniera, perché abbiamo una classe media veramente molto bassa come età e poi alla fine insomma, arrivano puntuali non solo le salvezze ma anche campionati importanti. E questo grazie insomma, ai fratelli Pegorin che ci permettono insomma, di sostenere la 2, ma non solo la 2, ma insieme al nostro sponsor principale Fila che con la 1 va a completare a quello che è tutto il pianeta delle Lupe a San Martino. Diciamo che è un piccolo modello a livello nazionale perché avere queste squadre senior ci permette di stare in più palcoscenici ed avere tutto il mondo giovanile sotto che può ambire a crescere senza grandi pressioni per poter poi un giorno o un domani sfociare in una delle nostre squadre senior. Sostegno importante però anche in campo perché c'è da celebrare l'importante ritorno dopo 8 mesi dall'infortunio degli scorsi playoff di Martina Sandri. È stata un rientro fondamentale anche dal punto di vista dello spogliatoio e del morale al di là del risultato. Ma è una delle soddisfazioni principali che abbiamo avuto sabato sera con Ragusa e Martina Sandri dopo 8 mesi e quel brutto incidente avuto contro Schio in semifinale. Insomma, si è operata, si è curata, ha fatto la riabilitazione, la sua tenacia, la sua determinazione, la sua grinta di voler tornare sul parquet e l'abbiamo vista sabato sera. Chiaramente sarà un rientro progressivo, ha fatto qualche minuto sabato, ma contiamo che nelle prossime partite insomma, poi sia una giocatrice come l'anno scorso. Insomma. Torno da Gianni Pegorin, immagino che le giovani della 2 del Fanola guardino anche a Martina Sandri come esempio. Siamo ad un terzo del campionato e il Fanola da squadra che doveva essere squadra anche così in difficoltà contro le grandi è all'8° posto della classifica. Dove può arrivare secondo lei questa giovane formazione giallonera? Ma dobbiamo sperare che possa crescere ulteriormente. Non abbiamo ambizioni di andare a fare la sfida con il Fila e quindi insomma, lo scopo è quello di creare un bel gruppo, di continuare a fare delle belle partite, prestazioni importanti che diano soddisfazione alle ragazze. Possiamo comunque crescere e andare su di qualche punto e questo è quello che vogliamo, che ci aspettiamo. Anche perché poi comunque è importante anche per alzare l'asticella sia in A2 che in A1, se il gruppo della 2 macina gioco, punti e quant'altro, anche in A1 magari le giocatrici sono costrette a spingere un po' di più perché sanno che le giovani in A2 non sono lì a guardare, sono pronte a, sportivamente parlando, insomma, alla concorrenza e a provare a rubare il posto lì in Serie A1? No dai, c'è questo rispetto, diciamo, questa... Io però vedo che il presidente Giuriati annuisce, sì, ne parliamo ogni tanto, poi cominciano a essere livelli diversi e ha una logica quello che abbiamo oggi, anche i risultati già di andare in A2 con la squadra del Fanola non erano aspettati all'epoca, ma dai, questo è bello, dà soddisfazioni anche all'azienda che poi tra l'altro si occupa di bellezza molto verso la donna, verso il femminile, per cui continueremo ad appoggiarli. Sono le più belle, al di là dell'8° posto in classifica, ma insomma ci sono classifiche di altro tipo grazie alle quali contribuite, no? Insomma, essere una formazione bella, anche simpatica, divertente, ma insomma
ci vuole un po' di tutto anche nello sport al femminile, no? Quindi Certamente. non si trascura niente. Presidente, torniamo all'aspetto agonistico, invece settimana intensa questa perché pochi giorni e poi giovedì ancora spettacolo a Palalupe. Settimana intensa perché adesso abbiamo giovedì sera abbiamo Broni e rievochiamo l'epica quarto di finale dell'anno scorso, che fu una serie di 3 partite bellissime, una più bella dell'altra, ma che sfociò nell'accesso alla semifinale quando insomma con un parzialone di 19-0 portammo a casa la gara 3 con Broni e questo ci consentì di andare in semifinale scudetto con Schio. Quest'anno Broni onestamente è leggermente sotto le aspettative, in classifica è un po' dietro, noi onestamente partiamo con i favori del pronostico anche solo per il fatto di giocare in casa. Però Broni è sempre Broni, è una partita insomma, che le ragazze dovranno scendere in campo concentrate e determinate a portare a casa l'intera posta. Poi domenica andremo a Torino per l'ultima gara prima di Natale, anche lì una trasferta insidiosa, anche proprio per la trasferta, 450 km in pullman, noi che la faremo in un giorno, insomma ecco. Però insomma, siamo agguerriti e determinati a riprenderci quel che abbiamo perso sabato sera. E poi vi aspetteremo lunedì chiaramente per raccontarci questa intensa settimana. Siamo in chiusura, ma andiamo adesso, vi saluto ovviamente, grazie per essere stati con noi, ma andiamo a sentire le parole del coach della Serie A2 Enrico Valentini e poi torniamo in studio per i saluti finali. Se guardiamo nel generale le cose stanno andando molto bene, il problema che abbiamo noi è che in realtà viviamo le partite di settimana in settimana, quindi oggi era un'altra partita, sempre con avversari differenti, con modalità di gioco differenti. È chiaro che avere 12 punti dopo 11 giornate con 6 vittorie per noi è tanta roba e è chiaro che in questo momento qui noi stiamo giocando e siamo contenti. Oggi non è stata una partita lucida, abbiamo fatto molti errori, però a livello di maturità essere riusciti a portare a casa comunque una partita e si stava a un certo punto mettendo veramente nel verso sbagliato, perché se non ricordo male eravamo 47-41 per loro, poi essere riusciti a riprendere l'inerzia con un tiro da 3 punti di Francesca Beraldo che ci ha portato a -3 e da lì abbiamo avuto anche un po' di fortuna con la bomba di Claudia che ha fatto tabellone e ferro dentro, però sono anche quelle situazioni in cui le ragazze non hanno avuto paura di tirare, cioè di prendersi delle responsabilità. È chiaro che la classifica ci sorride, ma posso garantire che al di là di quanto ci possa sorridere la bagarre è ancora molto aperta, nel senso che vedo molte squadre in lotta per più obiettivi e quindi non è un campionato facile. L'aveva detto anche quando era venuto in studio da noi Enrico Valentini, si conferma un campionato però positivo. Sara, ben trovata. Sì, Johnny, sono tornata al tuo fianco perché noi siamo in chiusura e quindi è il momento del nostro brindisi scaramantico, brindisi per il quale ringrazio Sara nel frattempo. Vediamo se riesco, ce la facciamo. Allora parlo io perché salutiamo i nostri ospiti chiaramente che sono stati qui con noi sia per quanto riguarda... Ti stoppo, sì, vado da Vittorio. Vittorio, questa sera tocca a te, prego. Proprio responsabilità mettere in difficoltà. Attenzione, vediamo, bisogna essere abituati a fare il brindisi nei momenti di positività. Ce l'abbiamo Sara, fatta. vieni rapida e veloce, se no il nostro Riccardo Zanon dalla regia ci manda in pubblicità subito. Ci siamo, ci vediamo il brindisi lunedì scaramantico. prossimo. E ci vediamo lunedì prossimo, ovviamente. Buona serata, arrivederci.